Quasi 4.000 iscritti, di cui 500 stranieri. Partenza il 15 luglio alle 7:45 da Piazza del Grano a Treviso. La 16ª edizione della PIN Cycling Marathon Pinarello cambia percorso restando nella Marca con un piccolo ma gradito sconfinamento in provincia di Belluno. 2 i tracciati previsti per questa edizione 2012, con una medio fondo di 116 km e con la gran fondo di 170 km. 3 le salite inedite previste lungo il percorso di quest'anno: la salita del Tomba vicino a Colfosco, quella del Colle di Guardia dove il tracciato medio e lungo si divideranno, e nella gran fondo si dovrà superare anche il passo del Praderadego, asfaltato solo l'anno scorso. Quest'anno si chiamerà La Pina. Una gran fondo l'abbiamo fatta rientrare un po' nella nostra provincia di Treviso, quindi non più a Vicenza. C'è un piccolo sconfinamento a Belluno, l'abbiamo accorciata un po', ma non vuol dire che sia meno dura, però sicuramente un 40 km in meno, e in un periodo caldo come luglio va bene così, sicuramente meglio così. Per le famiglie è in programma anche la Pina dei Gourmet, 35 km lungo i quali si potranno degustare i prodotti tipici del territorio. L'organizzazione delle gare resta il fiore all'occhiello dell'evento, che quest'anno sarà dedicato alla memoria di Andrea Pinarello. Questa gran fondo è stata voluta 16 anni fa per festeggiare i 75 anni di Giovanni Nani, mio padre. Quest'anno festeggerà il 90° anno, purtroppo Andrea non c'è, però la A sarà presente nella gran manifestazione del nostro gran fondo, è già presente in tutte le maglie del nostro gruppo sportivo, in tutti gli eventi delle X-Event, e rimarrà per sempre, quindi, e Andrea rimarrà sempre con noi sicuramente.